Bentornati sul mio canale. Oggi vi porto nuovamente in Sicilia. Guardate, ho sistemato 4 cassatelle di ricotta in un bellissimo tagliere siciliano con la sagoma della Sicilia. Che dire, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, io sono qua per voi, per appunto deliziarvi con tante ricette. Siamo credo al 43esimo video in 8 mesi. Un like fa sempre piacere se il video vi è piaciuto. Adesso passerà in sovraimpressione la lista al solito con gli ingredienti. Ci vediamo tra pochissimo. Quindi facciamo una breve panoramica sugli ingredienti. Farina 00, una farina per frolla. Abbiamo lo zucchero semolato, il tuorlo d'uovo, il sale, 2 grammi, questa ricetta sono previsti. Poi abbiamo un vino liquoroso, io ho usato un Marsala, si usa questo. Lo strutto, potete sostituirlo con dell'olio, apparirà adesso la grammatura con la sostituzione. E un po' di scorzetta di arancia. E poi abbiamo dell'acqua minerale, ok? A temperatura ambiente. Come procediamo? In maniera molto semplice. Ora metterò la farina in una ciotola e poi vedrete l'inserimento di tutti gli altri ingredienti. A tra pochissimo. Per primissima cosa andiamo a mettere la farina e lo strutto o l'olio, se usate olio. Questo è importante, questo passaggio, perché andiamo ad assabbiare la nostra preparazione, cioè andiamo ad impermeabilizzare i globuli di farina, così che poi quando entreranno in contatto con i liquidi svilupperanno tendenzialmente meno glutine. Questo vuol dire un impasto che si ritrarrà meno facilmente, più elongabile, quindi più, diciamo, estensibile. Quindi procediamo, sabbiatura, mischiamo tutto bene e poi inseriremo gradatamente i liquidi e lo zucchero che è presente. Potete anche aiutarvi con le mani, io in questo momento vado con un cucchiaio di legno. E adesso, tra pochissimo, vado con le mani. Quindi, questo è il processo che porta alla sabbiatura del composto. Vi faccio vedere un po' come deve risultare. Briciolato, come se fosse formaggio grattugiato, vedete? Adesso mettiamo lo zucchero e il sale, un po' per lo stesso motivo detto prima, cioè i zuccheri, in questo caso anche il sale, cioè ovviamente riescono a legarsi subito con l'acqua, quindi diciamo che rubano l'acqua all'impasto. In questo modo l'acqua entra meno in contatto con la farina, quindi andiamo a limitare ciò che poi danneggerà il nostro impasto, cioè siccome è un impasto che si lavora col mattarello, evitiamo proprio che si possa poi ritrarre, quindi purtroppo abbiamo difficoltà a formare il nostro dolce, le nostre cassatelle. Quindi andiamo a inserire l'acqua e diamo una prima mescolata e poi via via il tuorlo e il vino liquoroso. Quindi, come vi dicevo, concludiamo con il tuorlo e il vino liquoroso. Impastiamo e poi ci spostiamo con la spianatoia. Eccoci sul tavolo, sulla spianatoia, e diamo una forma a questo impasto e lo facciamo riposare circa 3/4 d'ora.
pasto finito, come vi dicevo, circa 3/4 d'ora sul tavolo coperto con pellicola e poi vedrete che cosa ci attendrà. È arrivato il momento di condire la nostra ricotta di pecora. Vi consiglio di lasciarla una notte dentro il frigorifero e in un colapasta, così ovviamente perderà il siero in eccesso, quindi si asciugherà, vedete che bella asciutta. Il consiglio che vi do è lo stesso che vi ho dato quando vi ho mostrato il procedimento per le iris, quindi 2 zuccheri, uno semolato che è sotto e poi c'è lo zucchero a velo. Il perché è legato al fatto che lo zucchero semolato, come avete visto anche per l'impasto, trattiene meglio i liquidi, si lega all'acqua e quindi evita appunto che la nostra crema di ricotta sia troppo liquida. Poi abbiamo il sale. Se comprate una ricotta siciliana generalmente non c'è bisogno di aggiungerlo, io lo aggiungerò, e poi goccine di cioccolato le mettiamo sul finire. Come iniziamo? Iniziamo con un cucchiaio, iniziamo a rimestare. Ci sono 2 opzioni: o col cucchiaio, quindi avete un tipo di finitura grezza, oppure potete benissimo poi passarla in un setaccio per avere la crema liscia appunto. Mettiamo il sale come primo ingrediente, mescoliamo tutti gli zuccheri e poi alla fine le goccine. Le goccine, mescoliamo. Eccoci qua, abbiamo finito. Adesso va insacchettata con una sacca a poche in attesa di appunto stendere la pasta e di poi riempire le nostre cazzatelle con la ricotta. Quindi siamo giunti al momento di ricavare tanti piccoli pezzi di pasta. Quindi ne abbiamo fatti 7, a me ne sono venuti 7 da 60 grammi. Adesso come procediamo? Andiamo ad allargare sulla spianatoia ogni singolo pezzetto e mettiamo all'interno la crema di ricotta e poi vi seguirò in tutti i passaggi. Quindi iniziamo subito, poca farina, e iniziamo ad allargare il nostro prodotto. Eccoci, la pasta deve essere sottile circa 2 mm, massimo 3, la disponete su un piano di lavoro, deve essere leggermente infarinata come avete visto prima. La allungate un po', un lato più lungo, e poi andiamo a mettere la ricotta al centro e poi sigilliamo i bordi, spennelliamo prima e sigilliamo dopo i bordi con dell'uovo. Con tutto l'esubero potete farne altre 2, le dividete e diventano 2 pezzettini. Basta farli riposare per una decina di minuti perché ovviamente sono ancora un po' elastici e ne vengono altre 2.
Siamo pronti per la frittura, l'olio deve essere tra 160 e 170 gradi, meglio un olio di semi di arachide. E andiamo. Eccole qui, le mettiamo su un piatto con carta assorbente. E siamo giunti al momento dei saluti, vi lascio con lo sfondo di questa magnifica pioggia di zucchero a velo per dirvi che vi do appuntamento al prossimo video e da Giuseppe della sua cucina è tutto. Ciao!